entrati nelle ultime due partite con la nuova proprietà del presidente Antonini. Abbiamo fatto queste due ultime gare con un grande entusiasmo, abbiamo portato un grande appeal nuovo in questa società, siamo riusciti a vincere questo torneo, siamo riusciti a vincere i playoff e per noi è stato davvero un grande motivo di orgoglio. Iniziamo adesso una nuova avventura con una società davvero importantissima, con una serie di elementi nuovi, abbiamo ristrutturato tutto l'intero stadio provinciale, abbiamo avuto l'appalto per 30 anni e quindi abbiamo fatto tutto nuovo, abbiamo fatto lo stadio nuovo, abbiamo fatto la piscina nuova, abbiamo fatto la palestra nuova, il nostro presidente ha creato ormai questa grande industria che è la polisportiva a Trapani, perché il proprietario del Trapani Calcio è il proprietario del basket Shark pallacanestro e quindi ci stiamo accingendo un po' a creare questa grande format di polisportiva che per noi era davvero importante e speriamo che tutto possa andare per il meglio. Siamo qui adesso a, tra virgolette, sperare in una eventuale, anche se secondo me remoto ripescaggio. Siamo attrezzati, abbiamo già attrezzato il tutto per fare in modo che questo possa accadere. Ci crediamo poco perché capisco che le situazioni sono davvero difficili, però siamo pronti a ripartire, eventualmente ritorniamo nel nostro campionato che in questo momento ci compete, chiaramente con delle aspettative importanti perché non ci possiamo nascondere che faremo un campionato di altissima qualità e quindi non dico che saremo costretti a vincere, ma ci proveremo dalla prima all'ultima Da giornata. parte nostra un augurio, Lorenzo, prego. Un plauso assolutamente alla società, questa isola deve ritornare ad avere società nel professionismo, speriamo che il Trapani ci arrivi quanto prima, quindi complimenti alla proprietà. Complimenti, Grazie prego. Leo Raccosta per il Trapani Calcio. Grazie ancora.